Allora, l'idea di questo progetto nasce per creare un po' una catena tra due località simbolo in Sardegna, due località di cui è simbolica anche la collocazione all'interno della cartina, non più nord e sud ma centro-est e centro-ovest. Cabras e Baunei, che sono due realtà molto ricche. Io personalmente sono gliastrina, quindi sono partita dal paese, come dire, limitrofo a Triei, più consistente dal punto di vista anche delle produzioni, economicamente parlando. Quindi quello che ci auguriamo è di creare una rete tra queste due realtà, prima di tutto, tra est magari e ovest, conoscere reciprocamente tutte le caratteristiche, le sfaccettature di tipo enogastronomico, artistico, culturale e anche musicale. Io, essendo musicista, ci tengo tantissimo a questo aspetto. Abbiamo delle collaborazioni anche con l'estero, abbiamo una partner cinese, una scuola. Ci proponiamo anche di insegnare ai bambini dell'Istituto Comprensivo di Cabras e di Baunei le principali forme della musica sarda, e di portare queste forme della musica sarda anche ai bambini che appartengono all'Accademia Cinese con la quale collaboriamo.